Un rapporto sulla società e l'economia del Veneto, in particolare della provincia di Venezia, in un convegno organizzato da Cofidi Veneziano e Confartigianato Mandamento San Donà di Piave, con lo scopo di interrogarsi sulle problematiche finanziarie che stanno affrontando le imprese di questo territorio e proporre alcune diverse soluzioni per il futuro. È un futuro ovviamente incerto ancora in questa fase in cui non è chiaro quali sono le prospettive, anche se da un punto di vista mondiale, perché ormai viviamo in un grande condominio, tutto il mondo cresce, siamo noi che siamo più in difficoltà. Ricette non ce ne sono, però sicuramente una è quella di guardare ai paesi esteri, dove per paese estero non è soltanto l'Europa, anzi bisogna guardare oltre l'Europa da un lato e dall'altro avviare processi di innovazione a 360 gradi, quindi non solo tecnologica ma anche organizzativa, di relazioni, perché questi due aspetti, internazionalizzarsi e innovare, sembrano essere un buon elemento di crescita. Oggetto di discussione le piccole e medie imprese e gli artigiani, da sempre la locomotiva del nord-est, che subisce però dal 2008 la forte crisi economica, la sovratassazione, il fermo del mercato, la ristrettezza delle banche nell'erogazione di finanziamenti e spesso il ritardo dei pagamenti da parte della pubblica amministrazione. Quello che io evidenzio è che in molte cose che ha detto il professor Marini noi come associazione ci identifichiamo totalmente in termini sia di condivisione di proposte e di idee, ma anche di percorsi che abbiamo già iniziato a percorrere e sono anche in fase molto avanzata. In particolare l'internazionalizzazione, in particolare l'enogastronomia, in particolare le filiere, in particolare quasi tutto quello che ha detto il professore. Emanazione della Confartigianato Provinciale di Venezia, Cofidi Veneziano esiste ed opera dal 1959 a sostegno delle imprese, diventando negli anni la struttura di garanzia del credito più importante nel territorio, proprio perché è società di garanzia mutualistica che agevola le aziende nell'accesso al credito. Senz'altro è facilitato perché la nostra garanzia permette alle aziende di avere un accesso più semplice. Io invito tutte quante le aziende che hanno necessità di accesso al credito di passare presso i nostri sportelli e noi abbiamo del personale preparato per cercare di dare delle risposte, pensiamo, adeguate. Un'altra sfida che però io ho già un po' di tempo che ho in mente e che non è semplice da realizzare è quello di formare una cultura su questo aspetto qua, perché le aziende per poter avere l'accesso al credito facilitato devono imparare quali sono le regole e come si devono muovere e cosa devono fare e che strumenti devono stare attenti per mettersi nella condizione di poter avere un miglior accesso al credito. In un inizio del 2013, in continuità con l'anno precedente nel fallimento e nella difficoltà delle imprese, Cofidi Veneziano registra un aumento nella propria operatività, ovvero sia nella facilitazione alle imprese della ricezione di finanziamenti da parte degli istituti di credito e dati alla mano le richieste che aumentano sono in gran parte dovute ad esigenze di liquidità a causa di mancati pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni. I dati non sono dei fra i più esaltanti. Innanzitutto c'è il fenomeno del credit crunch, cioè la ristrettezza del credito che investe in maniera trasversale quasi tutte le nostre imprese. Solo una parte, quelle che stanno dimostrando capacità di internazionalizzazione, di innovazione, cioè quelle che stanno aprendosi a nuovi mercati, allora lì trovano anche risposte positive presso il sistema bancario. Le altre, i settori più caratteristici di questo territorio come l'edilizia, invece stanno soffrendo parecchio e la riduzione della disponibilità di credito è percentualmente su 2 cifre. Cofidi Veneziano sente il bisogno di dare un sostegno alle aziende che da sempre generano ricchezza e occupazione. La crisi sta colpendo tutti i settori, le imprese hanno necessità anche di investire per rinnovare le proprie offerte e i propri prodotti, per stare al passo con le richieste di mercato, perciò necessitano di una garanzia e di convenzioni per l'accesso al credito, hanno bisogno di un servizio di consulenza tecnica e finanziaria al fine di poter gestire il proprio operato.